Il rigore di Stefano Cerniglia al 50° regala 3 punti alla Don Carlo Misilmeri a Marsala nella quarta giornata del girone A di eccellenza siciliana, una vittoria che dà seguito a un altro 1-0, quello contro il Gela. Nel Marsala assenza pesante di Capitan Genesio per infortunio, a incitare i suoi dalla gradinata, out anche Schendros oltre a Meo e Zingales. Nel Misilmeri Sene è alla seconda giornata di squalifica da scontare, fuori assieme a Tripiano infortunato. Nel prepartita applaudito Tommaso Napoli, allenatore del Misilmeri, ex difensore del Marsala, con 43 presenze e 3 gol nelle stagioni 97-98 e 99-2000 tra Serie C2 e C1. Rispettato inoltre un minuto di silenzio per la scomparsa di Franco Chimenti, presidente della Federgolf. La prima chance è biancorossa e di un altro ex, Davide Locascio, fa decolare il pallone dopo che Fornari aveva smanacciato la sua rimessa laterale. Tripoli si fa trovare in fuorigioco prima di segnare, poi serve Lavardera che a sua volta cerca l'ultimo passaggio per Cerniglia, bloccato. Ancora Tripoli in area, 5 mani, devia in angolo. Primo spunto del Marsala verso la mezz'ora con una girata innocua di Pedalino, così come il cross di Petrucci, e invece questo si stampa sulla traversa. Sulla ribattuta ci prova Mamone, il capitano degli azzurri per questo match. Pallone alto. Sui sviluppi di una punizione Isaia trova solo all'esterno della rete e al 38° commette fallo da ultimo uomo su Ricciulli, espulsione e Marsala in 10 per 50 minuti. L'argentino abbandona il campo chiedendo scusa ai tifosi dell'Angotta. La punizione al limite di Ricciulli va oltre la traversa. Se il secondo tempo per il Marsala sarà da giocare in 10, c'è anche il calcio di rigore a completare le cose in apertura per il fallo di Giannone sulla Vardera. Dal dischetto Cerniglia, angola per l'1-0, Fornari intuisce ma non basta. Primo gol stagionale per Cerniglia che torna a segnare dopo 714 giorni, era un Misilmeri Sciacca del 23 ottobre 2022. Ancora il Misilmeri con Capozzucchi di testa in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dall'altro lato punizione e 5 mani di testa a sfiorare il palo. Il Marsala rischia molto in difesa e comunque smorzato il tiro di Locascio. Nuova occasione pericolosa per gli azzurri, Vetrano tira ma diventa un assist per Bonfratello, Di Salvo respinge. Cossentino regala un po' di brividi con il suo tocco in angolo. I cambi effettuati da Gaspare Guaiana, preparatore dei portieri che sostituisce in panchina Totò Brucculeri assente per motivi di salute, non riescono a cambiare la partita. Altro fuorigioco per Tripoli, azzurri avanti con Mangiaracina sfortunato, a Di Salvo battuto, il Marsala esce dai fischi dei propri tifosi, torna a perdere in casa da quasi un anno, era l'8 ottobre 2023 quando arrivò il KO sempre per 1-0 contro il Gemini in promozione, e nel prossimo weekend sarà dura contro la capolista Athletic Palermo in trasferta. Il Misilmeri avrà prima la trasferta di Lascari nella Coppa di categoria, dove si giocherà l'accesso ai quarti, e poi ospiterà il Casteldaccia.